Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Non basta stanziare fondi per il Sud, bisogna aiutare i territori a spenderli, così il ministro Barbara Lezzi oggi a Catanzaro per la stipula di 2 contratti istituzionali di sviluppo. Il ministro Toninelli inaugura la strada Ioppolo-Coccolino chiusa 2 anni fa dopo la caduta di un grossomasso, ma Oliverio, assente alla cerimonia, attacca. Il ministro ha tagliato il nastro di un'opera finanziata dalla Regione Calabria. Fuga dei dipendenti con quota 100, 6.000 le adesioni in questi mesi, in provincia di Cosenza il maggior numero di richieste. Resta in carcere Geppino Ramundo, l'uomo di Fuscaldo accusato dell'omicidio del vicino di casa. Il cadavere di un turista inglese è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di Soverato, l'uomo sarebbe annegato. Encomi per i carabinieri forestali impegnati nell'area del Parco Nazionale del Pollino. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque oggi il ministro Barbara Lezzi a Catanzaro per la stipula di 2 contratti istituzionali di sviluppo. Non basta stanziare fondi per il Sud, ha detto, bisogna aiutare i territori a spenderli. Si chiamano contratti istituzionali di sviluppo, prevedono la realizzazione di progetti mirati in tempi più rapidi rispetto al normale, che si vanno ad aggiungere e a integrare con le altre politiche che il governo sta mettendo in campo per il Mezzogiorno. Lo dice Barbara Lezzi, ministro per il Sud, appena arrivata a Catanzaro per firmare i 2 CIS. Per il ministro è la strada giusta per portare i territori ad utilizzare in modo appropriato le risorse. Fino adesso sono state sempre stanziate delle risorse, soprattutto sul Fondo Sviluppo e Coesione, le cui risorse sono destinate per l'80% proprio ai territori del Mezzogiorno, soltanto che non basta stanziarli e allocarli su quel fondo, bisogna aiutare i territori a spenderli. In alcuni casi è necessario anche, noi nei contratti, in tutti, non soltanto per la Calabria, in tutti quelli che stiamo stipulando, prevediamo delle sanzioni ed eventuali anche poteri sostitutivi, perché i cittadini non devono pagare la negligenza degli amministratori. In passato, ha detto il ministro, i piani per il Sud hanno fallito perché eccessivamente ambiziosi, faraonici e completamente decontestualizzati rispetto alle caratteristiche dei territori. La Lezzi non si è sottratta alle domande sugli equilibri e le tensioni all'interno del governo giallo-verde. Ma io penso che siamo 2 forze profondamente diverse e quando ci sediamo al tavolo per chiaramente decidere su alcune riforme importanti quali l'autonomia, la riforma della giustizia, come è stato per la legge sull'anticorruzione, sulla prescrizione, emergono le differenze. Noi ci auguriamo sempre di trovare un punto di equilibrio come spesso è accaduto. Abbiamo proposto a tutti i presenti di avviare questo contratto istituzionale di sviluppo in cui metterci dentro anche il centro storico di Cosenza e con il supporto di Invitalia inserire anche un sostegno alle imprese con gli strumenti che Invitalia già ha, tipo i contratti di sviluppo, si chiamano quasi uguali ma sono 2 cose diverse, in modo tale da avviare quel ciclo virtuoso di investimenti pubblici e privati che sono gli unici, a mio avviso, che possano dare finalmente un po' di lavoro e lavoro di qualità. Ci tengo a precisare che ho chiesto di non inserire delle infrastrutture, non perché non mi piacciono, anzi, ma perché dal Fondo Sviluppo e Coesione andremo a commissariare con il ministro Toninelli, grazie all'approvazione dello sblocca cantieri, ben 11 miliardi di opere infrastrutturali nelle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, nell'ultima delibera CIPE siamo riusciti a sbloccare quasi 50 miliardi di opere che erano incagliate nelle sabbie mobili burocratiche. Dopo un lavoro certosino del ministro Toninelli finalmente siamo riusciti a dare il via libera a queste risorse e abbiamo anche implementato l'accordo di programma ANAS ed RFI, i quali per il 52% riguarderanno proprio le regioni del Mezzogiorno, quindi stiamo andando oltre il 34%. Ecco che però, come dico che non basta l'investimento pubblico, non basta l'infrastruttura, non basta l'investimento privato, ma se mettiamo tutto a sistema e facciamo tutto contestualmente, allora veramente riusciamo a dare maggiore benessere a questa regione che fino adesso è stata trascurata. Non abbiamo parlato della quantificazione delle risorse perché il contratto istituzionale di sviluppo è un contenitore che obbliga i contraenti ad iniziare e a finire un determinato
progetto, però poi non si chiude, ma resta aperto ad ogni altro ulteriore investimento e progetto che conserva l'attualità e la strategicità chiaramente per questo territorio. Chiaramente nel contratto istituzionale di sviluppo saranno anche previste sanzioni per chi non ottempererà chiaramente a delle scadenze. E il ministro Toninelli ha inaugurato nel Vibonese la strada Ioppolo-Coccorino, chiusa 2 anni fa dopo la caduta di un grosso masso. Una strada rimasta chiusa per circa 2 anni, per la cui apertura si è mobilitato finanche il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Stiamo parlando della strada provinciale 23 nel tratto Ioppolo-Coccorino in provincia di Vibo Valentia. Lei ha scelto qui perché il Vibonese per il turismo è un fatto importante. È un fatto fondamentale, l'avevamo promesso a novembre quando abbiamo ricevuto il dossier sulla nostra scrivania al MIT e siamo qua a inaugurare finalmente la riapertura di una delle tratte più importanti della strada del mare, posto bellissimo in Italia che non era fruibile come avrebbe potuto per un qualche cosa che era fermo da anni, e andiamo quindi finalmente a tagliare questo benedetto nastro. L'arteria era stata chiusa nel novembre 2017 a causa della caduta di alcuni massi della sovrastante costone. Una serie di rimpalli di responsabilità stavano allungando i tempi fino all'intervento risolutorio avvenuto al tavolo ministeriale che ha posto fine, dopo esattamente 21 mesi, ai disagi per chi la strada la percorre quotidianamente. Un obiettivo raggiunto grazie alla gente che vive a Ioppolo, che, costituitasi in comitati, ha lavorato per l'apertura della carreggiata, facendo arrivare il caso fino al ministro. Ci sono centinaia di persone che non aspettavano altro che riaprisse questa, che sembra una piccola arteria provinciale ma che in realtà collega 2 province fondamentali della regione Calabria e che non avrebbe permesso, laddove fosse rimasta chiusa, al turismo e quindi all'attività imprenditoriale locale di andare avanti. Quindi tante piccole opere diffuse come questa, se le riapri o se le apri perché erano bloccate, significa che dai ossigeno ai cittadini e all'imprenditoria locale. A Toninelli però rimane un solo rammarico. Allora dispiace, le motivazioni dell'assenza del Presidente della Regione Calabria Oliverio non le conosco, mi dispiace perché volevo parlare oltre che di questo dossier importante anche di altri dossier importanti come appunto il porto di Gioia Tauro, la strada statale 106 Ionica, i nuovi passaggi nel trasporto passeggeri allo Stretto di Messina e i tanti cantieri. Ce n'è uno che secondo me non è stato abbastanza valorizzato e sono i treni ad alta velocità dalla Sibaritide, da Sibari, non si è mai visto, l'hanno chiesto, ce l'hanno chiesto i cittadini di quel territorio abbandonato dalle infrastrutture con grossi problemi di sostenibilità negli spostamenti. Che cosa abbiamo fatto? Da settembre partono i primi Frecciarossa quotidiani, alle 6 del mattino parte un treno diretto verso Roma, che significa migliori collegamenti e meno isolamento, perché vogliamo dire che la Calabria soffre ancora dell'isolamento e le conseguenze negative in termini economici sono enormi. Lo stiamo eliminando questo isolamento, avrei voluto parlare di questo con lui, mi dispiace, lo inviterò nuovamente a Roma sperando che ci venga. Queste dunque le parole del ministro Toninelli, ma intanto Oliverio attacca e dice il ministro ha tagliato il nastro di un'opera finanziata dalla Regione Calabria. Questa è la strada Ioppolo-Coccorino, chiusa dal novembre 2017 dopo la caduta di un grosso masso e riaperta al traffico dopo 2 anni di lavori. Per l'ANAS il cronoprogramma è stato rispettato e nel prossimo mese di settembre la società completerà le operazioni di chiodatura per il bloccaggio delle reti paramassi, lavori che non comporteranno la chiusura del tratto stradale ma che saranno gestiti con dei restringimenti di carreggiata. Ma mentre il ministro Toninelli taglia il nastro della strada del mare sottolineando che avrebbe voluto vedere anche Oliverio alla cerimonia, ecco che l'arteria viaria riaccende la miccia dello scontro tra il Presidente della Regione e il Governo nazionale. Per Oliverio il Ministro ha tagliato il nastro di un'opera finanziata dalla Regione Calabria, evitando di affrontare con la serietà istituzionale richiesta dal ruolo che ricopre il confronto sui temi dello sviluppo infrastrutturale della Calabria. Il Governatore poi rincara la dose sottolineando che Toninelli dimentica, dice, tutte le richieste di incontro e di confronto che la Regione
ha avanzato in questi mesi e rimaste inevase, in particolare quelle relative allo sviluppo del porto e dell'area industriale di Gioia Tauro e degli altri porti nazionali, e poi un lungo elenco di cose che non vanno, come i ritardi nello sviluppo del progetto di fattibilità dell'alta velocità finanziato dalla Regione Calabria, inspiegabilmente fermo, sottolinea Oliverio, per responsabilità ministeriali, e poi ancora i ritardi per la presentazione del progetto esecutivo della statale 106 Ionica. Oliverio però conclude la nota sperando che si possa sviluppare a partire dalle prossime settimane un utile confronto anche per recuperare il tempo perduto. Fuga dei dipendenti con quota 100, 6.000 le adesioni in questi mesi, in provincia di Cosenza il maggior numero di richieste. A quanto pare tanti calabresi non vedevano l'ora di andare in pensione. In più di 6.000 hanno approfittato della finestra aperta da quota 100, aderendo alla nuova misura e decidendo di lasciare il proprio posto di lavoro. Una fuga o quasi da uffici, aule, negozi e botteghe. In provincia di Cosenza il maggior numero di istanze secondo i dati rilevati e pubblicati dall'INPS, 2.367. Poi quella di Reggio Calabria con 1.655, seguono Catanzaro con 1.266, Crotone con 417 e Vibo con 404. Il dato è rilevante nella nostra provincia anche perché comprende sia la gestione privata che la gestione pubblica. Non dimentichiamo che ora, dal 1 settembre, ci sarà un numero elevato di insegnanti che potranno andare in pensione con decorrenza il 1 settembre, perché lo vanno ovviamente l'anno solare, no? Che finisce ad agosto, e quindi il 1 settembre vanno in pensione. Quindi un lavoro che è stato effettuato, e quindi complimenti ai funzionari che hanno gestito queste domande d'intesa per quanto riguarda la gestione pubblica anche con il provveditorato agli studi di Cosenza, che ha dovuto certificare e decretare il diritto ad andare in pensione degli insegnanti. L'adesione a quota 100 è prevista per chi risulta in possesso nel lasso di tempo tra il 2019 e il 2021 di un'età anagrafica non inferiore ai 62 anni e di un'anzianità non inferiore ai 38 anni. Si va in pensione con un assegno ridotto in proporzione ai contributi versati durante l'attività lavorativa. Abbiamo creato, una struttura ad hoc per la gestione della quota 100, le pensioni sia, ripeto, di gestione privata che pubblica, quindi che riguarda, ripeto, gli insegnanti, medici, magistrati, ma questa struttura è stata creata con la condivisione, con la sussidiarietà di altre strutture che sono all'interno della nostra sede di Piazza Loreto. Quindi un ringraziamento ai responsabili ma anche a tutti i funzionari che si sono impegnati per la gestione e per l'istruttoria di queste domande, che hanno consentito a diverse persone di poter andare in pensione, ripeto, dal 1 agosto per la gestione pubblica al 1 settembre per gli insegnanti. Il 20 agosto dello scorso anno la tragedia delle gole del Raganello in cui morirono 10 persone. La Procura di Castrovillari oggi ha emesso un avviso di conclusione delle indagini per 14 persone che risultano indagate. La Procura di Castrovillari ha chiuso le indagini sulla tragedia delle gole del Raganello in cui morirono 10 persone per un'ondata di piena. Era il 20 agosto dello scorso anno. Quel giorno pioveva, l'acqua ingrossò il torrente e 10 escursionisti furono travolti. Adesso sono 14 le persone indagate, tra loro i sindaci di Civita, San Lorenzo Bellizia e Cerchiara di Calabria, ma anche responsabili e soci di alcune agenzie che organizzavano le gite alle gole del Raganello e alcune guide che non avrebbero avuto i necessari titoli. Le contestazioni riguardano la mancata applicazione delle misure e degli interventi preventivi che avrebbero potuto evitare la tragedia. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e lesioni colpose, inondazione colposa, omissione di atti d'ufficio ed esercizio abusivo della professione. Secondo le accuse, gli indagati avrebbero ignorato i segnali di allarme, non attivando il piano di emergenza e consentendo l'accesso alle gole. Resta in carcere Geppino Ramundo, l'uomo di Fuscaldo, accusato di essere l'autore dell'omicidio del vicino di casa. C'è una versione dei fatti di quanto è accaduto in contrada Cariglio giovedì mattina alle 8:30, fornita da Geppino Ramundo, e c'è la ricostruzione fatta invece dagli inquirenti che indagano sulla morte di Giuseppe Ramundo. Lo scenario è lo stesso, ma le due storie hanno pochi punti di contatto e un significato totalmente diverso. Il bidello in pensione, sopravvissuto alla sparatoria, è ancora in carcere dopo l'udienza davanti al GIP del Tribunale di Paola perché è ritenuto pericoloso e in grado di commettere altri reati.
avrebbe raccontato di essere stato aggredito dalla vittima che impugnava la pistola e che i colpi sarebbero partiti durante la colluttazione. Ed eccolo il punto di contatto con la ricostruzione degli eventi che il PM ha sottoposto all'attenzione del giudice, una dinamica supportata dalle immagini della telecamera di videosorveglianza che ha ripreso gran parte di ciò che è accaduto. La prima incongruenza riguarda proprio la pistola, che a vedere le immagini sarebbe saldamente nelle mani di Geppino Ramundo e non della vittima. Un particolare che già da solo ribalta la versione resa durante l'interrogatorio. La colluttazione, avvenuta però al di fuori del raggio d'azione della telecamera, diventerebbe così il tentativo disperato di Giuseppe Ramundo di disarmare il suo aggressore, una circostanza compatibile con il ferimento alla gamba dell'ex bidello 66enne. La difesa dell'uomo è intenzionata a ricorrere al Tribunale del riesame. Intanto, sul corpo del 53enne ucciso è stato effettuato l'esame autoptico. Sono stati individuati e arrestati gli scafisti che hanno condotto la barca a vela giunta ieri nel porto di Crotone con a bordo 31 migranti di nazionalità irachena, tra i quali una donna. Si tratta di 3 cittadini ucraini che erano presenti a bordo. E adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Il cadavere di un uomo, un turista inglese di 48 anni, è stato trovato questa mattina sulla spiaggia di Soverato nei pressi di un lido. Secondo i primi riscontri il suo decesso sarebbe dovuto ad annegamento. La salma è stata trasferita presso il Policlinico di Catanzaro Germaneto per l'esecuzione dell'esame autoptico. I finanzieri del gruppo di Locri hanno scoperto una piantagione di cannabis occultata tra la fitta vegetazione dell'Aspromonte nel comune di San Luca. Ad individuare la piantagione è stato un elicottero del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. I finanzieri, dopo essersi inoltrati in un'area demaniale boschiva, hanno scoperto 932 piante di cannabis indica, dalle quali dopo l'essiccazione si sarebbero potuti ricavare circa 965 kg di marijuana. Carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne di Trebisacce. Durante un posto di controllo lungo la statale 106 i militari hanno notato una macchina sfrecciare ad alta velocità davanti agli stessi. Dopo l'inseguimento sono riusciti a bloccare l'auto. Sotto il sedile e l'autoguidatore, in un incavo, i militari hanno trovato un involucro in cellophane contenente circa 6 grammi di eroina purissimi ancora da dividere in dosi. Nell'abitazione dell'uomo inoltre sono stati trovati un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverse bustine e stagnola per il confezionamento, nonché un bilancino di precisione a forma di telecomando d'auto, tutto il materiale nascosto in un comodino dell'ingresso della casa. Il cadavere di una donna di 37 anni è stato trovato in un'abitazione di Via del Progresso alla Mezzia Terme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Lametina, avvertiti dal compagno della donna che ha trovato il corpo. La donna una quindicina di giorni fa era stata sottoposta ad intervento chirurgico, ma al momento non ci sono elementi per mettere in relazione l'operazione con il decesso. Sarà l'autopsia, che sarà effettuata probabilmente già domani, a stabilire le cause della morte. Cambiamo argomento. Una mostra collettiva conclude la residenza artistica estiva dei Box Art Cosentini. Ai Box Art di Cosenza per la prima volta un periodo di residenza si è concluso con una mostra collettiva, rompendo lo schema che prevede l'assegnazione di un box ad ogni artista ed evidenziando lo scambio su cui si è basato l'intero periodo di residenza. Le tematiche della collettiva spaziano dall'analisi del movimento ultras del Cosenza Calcio alla sacralità della natura. Il titolo è Ayumi e raccoglie i lavori prodotti durante la 4ª residenza artistica del 2019 dei Box Art, curati dal professore Giacinto di Pietrantonio, e che rimanda al famoso detto locale Ayumi Cittu Ughia Piscà, ovvero non pescare sulle rive di un fiume silenzioso come il Busento. Ayumi Cittu Ughia Piscà è un classico detto cosentino per indicare prudenza di fronte a persone o a situazioni apparentemente pacate, ma che potrebbero inaspettatamente ribellarsi. Inoltre mette in guardia il visitatore e lo invita a un senso di diffidenza rispetto al fiume. Gli artisti invece hanno voluto ribaltare questo detto e rompere il silenzio del fiume con le loro parole e le loro opere. Anche i curatori Giacinto di Pietrantonio, Irene Angenica, Giovanni Paolin e Giacomo Pigliapoco hanno scelto di lavorare in condivisione, realizzando una vera e propria esperienza partecipativa e condivisa anche nella restituzione finale dei lavori. Quando gli artisti vengono a lavorare
qui nei box cercano sempre un rapporto con il territorio, insomma, in vari modi. Molti lavori fatti qui sono lavori che sono fatti anche con elementi presi dal fiume, insomma, quindi delle pietre trovate nel fiume o dei rami consumati che poi loro ovviamente hanno trasformati in nuove forme, in nuove sensibilità. Encomi per i carabinieri forestali impegnati nell'area del Parco del Pollino. Presso il centro servizi del Parco del Pollino di Castrovillari il presidente Mimmo Pappaterra ha premiato la squadra di girata settore 2 del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cerchiara, diretti dal comandante capitano la dottoressa Cristina Potenza, che nel marzo scorso hanno collaborato in maniera efficace a salvare la vita al signor Pasquale Rugiano, che in una zona impervia del comune di Cerchiara, non coperta da campo telefonico, accidentalmente si era ferito ad una gamba con una motosega durante i lavori di taglio della legna. Io credo che era doveroso per il parco dare un giusto e doveroso riconoscimento a chi ha salvato una vita umana, perché nelle campagne di Cerchiara, per fortuna che c'era questa squadra di selettori, i selettori sono dei cacciatori autorizzati dall'ente parco per l'abbattimento dei cinghiali, sono state avvertite le urla e per fortuna la squadra che era lì per, ripeto, le battute di caccia è intervenuta e per fortuna tra queste persone c'era anche un infermiere professionale dell'ospedale di Trebisacce e l'infermiere professionale San Gineto che ha saputo da par suo immediatamente tamponare l'emorragia e poi sono scattati tutti i soccorsi a partire dal comando dei carabinieri forestali di Cerchiara, insomma, si sono allertati tutti. L'incontro ha dato modo di parlare anche del piano di controllo del cinghiale che l'ente sta attuando dal 2008. Adesso le previsioni del tempo. I prossimi 2 giorni saranno improntati al caldo estivo senza eccessi sulla Calabria. Si è ripristinato un regime di correnti zonali, cioè mediamente dei quadranti occidentali, quindi più miti. Da giovedì, tuttavia, assisteremo ad un nuovo aumento del caldo per l'approssimarsi nuovamente della figura anticiclonica nordafricana. Domani il cielo si presenterà al mattino parzialmente nuvoloso sui settori tirrenici del Cosentino, Catanzarese e Vibonese, ma senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità anche sui rilievi, a cui non faranno seguito precipitazioni di rilievo. Generalmente sereno o poco nuvoloso sui versanti ionici, temperature in ulteriore lieve aumento con valori rientranti nelle medie del periodo o poco al di sopra di esse. Domani avremo poco mosso il Tirreno con venti tra deboli e moderati da maestrale. Lo Ionio risulterà calmo il settore cosentino per venti deboli orientali, poco mosso il settore ionico catanzarese e reggino per venti deboli da maestrale, localmente moderati sul golfo di Squillace. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.